Da tempo è rimasto fermo, ma adesso per il comune di Mogliano è arrivato il momento di rispolverare il progetto di un referendum popolare per abolire la legge Merlin. Dobbiamo adesso ripartire con questa raccolta firme, che è l'unica vera arma per cambiare una legge che è obsoleta. Dopo l'estate il primo cittadino moglianese darà il via all'iter per la raccolta firme. A breve servono 10 persone, questo è un appello, che vengano con me a Roma per consegnare questo che è il documento, l'enunciato per cominciare a fare questa raccolta. Poi scatta il meccanismo referendario, bisogna andare nei municipi o nei gazebi a sottoscrivere quelle che saranno una raccolta di firme. Dalla Marca trevigiana dunque parte, o meglio riparte, il progetto per chiedere l'abrogazione della legge che aveva abolito le case chiuse, maggiori controlli sanitari, meno degrado sulle strade, perché lo spettacolo che si trova davanti chi transita lungo il terraglio è scoraggiante. Sono anche ieri l'altro di sera, aveva 15 anni, sì, aveva 15 anni, massa giovane. Che è una vergogna vedere queste strade giovani. Nel nostro distributore ogni notte possiamo trovare 1-2 prostitute praticamente fisse, ci lasciano sempre anche sporco, profilattici usati, lattine. Chi è favorevole all'abolizione della legge Merlin su un punto è d'accordo: riapertura a case chiuse si traduce in controlli fiscali anche per le prostitute. Che manco malattie e tutto quanto. Anche controlli fiscali? Certo. Come noi altri, che c'è un lavoro anche qui. E che pagano anche ore di tasse come che paghiamo altri. Probabilmente il fenomeno potrebbe essere perlomeno più controllato e capirne le vere dimensioni.